Finalmente portiamo a compimento un'opera importante per la comunità di questo territorio e ringrazio personalmente non solo il direttore generale dell'ASP di Agrigento ma anche tutto il suo staff direzionale, perché sono interventi difficili, sono interventi che non si realizzano con una brevità di percorsi, quindi è un successo per noi, ma è un successo soprattutto perché nell'ambito della nuova organizzazione che il Servizio Sanitario Regionale dovrà dare a questa regione, questo genere di presidi dovranno essere rafforzati e dovranno rappresentare un contributo importantissimo per garantire una funzione, una continuità di funzione sanitaria che, come è sempre stata, oggi deve trovare però una nuova capacità di dialogare con il territorio, garantendo accessi più facili e garantendo soprattutto qualità di servizi, ma anche una qualità percepita nella struttura, nell'organizzazione. Il cittadino ha bisogno per sentirsi sicuro anche di questo. Stiamo inaugurando finalmente quest'ala dell'ospedale di Canicattì, la parte del pronto soccorso è stato oggetto di un finanziamento già da qualche anno, è stato ristrutturato prima con una prima parte e ora abbiamo completato la ristrutturazione e stiamo consegnando alla città un pronto soccorso più moderno. Naturalmente venendo all'ospedale di Canicattì è un cantiere aperto perché ci sono i lavori per l'antincendio, i lavori per il consolidamento antisismico e nel giro di un anno speriamo di poter consegnare completamente un ospedale completamente ristrutturato e più moderno per le esigenze della città di Canicattì. Con grande apprezzamento e anche con grande soddisfazione, lo dico anche da cittadino di questa provincia, ancor prima che da deputato, verificare i lavori che vengono fatti, i servizi che vengono dati ai cittadini, l'accesso ad un pronto soccorso d'avanguardia, perché come abbiamo potuto vedere avendo fatto il giro parliamo di tecnologie nuove, parliamo di una modalità nuova di approccio del pronto soccorso per il paziente che ne fa ricorso. Prima di questo, qualche mese fa, era stato inaugurato il pronto soccorso di Sciacca con le stesse caratteristiche, quindi devo dire che la nostra ASP sta lavorando tantissimo in questo senso, in termini di ristrutturazione di quanto c'era e di nuove tecnologie. Allo stesso tempo sta lavorando per il reperimento di medici, di infermieri, di OS, quindi sentire oggi, al di là della struttura che è davvero molto molto bella, sentire pure che in termini di carenza di medici hanno organizzato i servizi in modo da non avere problemi, anzi di cedere qualche medico ad altri reparti, questo incoraggia fortemente, perché come tutti sappiamo in questi ultimi anni il problema più grosso è stato quello da affrontare, è stato quello di trovare personale medico. Quindi io credo che, come ha detto bene l'assessore Faraoni, bisogna spingere ora, quindi i responsabili dei vari servizi, nel dare efficienza. Sicuramente si farà un doppio lavoro: da un lato dare assistenza ai pazienti, dall'altro lato incentivare quei giovani medici che vogliono rientrare in Sicilia, che vogliono tornare nella nostra provincia e dare loro la possibilità di lavorare con gli stessi strumenti che si hanno fuori dalla regione.